Mezzogiorno in punto, buona giornata, buona settimana e ben ritrovati a Focus TG su Rete Veneta fino alle 13:30, un ampio spazio di informazione, di notizie, di aggiornamenti dal nostro territorio. Avremo come sempre la cronaca, anche la politica, l'economia, la sanità e un collegamento con Padova nella seconda parte, intorno alle 12:50, per parlare della secca dei canali nella città del Santo. Un lungo percorso in questi 90 minuti che ci terranno insieme, cominciando però da un'ultima ora che riguarda il mondo del giornalismo, perché è morto la scorsa notte Omar Monestier, direttore dei quotidiani Il Piccolo di Trieste e Il Messaggero Veneto di Udine. Il giornalista ha avuto un malore nel corso della notte mentre era a casa. Era nato a Belluno il 23 settembre 1964, viveva a Moruzzo in provincia di Udine. Da quando aveva assunto la doppia carica di guida dei due quotidiani si alternava appunto fra Trieste e il Friuli. Prima di assumere questa doppia carica era stato direttore del Messaggero Veneto di Udine e Pordenone dal 2012. Da parte della redazione di Rete Veneta e di Media Nord-Est le condoglianze alla famiglia e a tutti i colleghi appunto delle testate Il Piccolo e Messaggero Veneto. Torniamo sulla tragedia di Revine Lago. Già da oggi la Procura di Treviso potrebbe aprire un fascicolo sulla morte della piccola Maria, scomparsa nelle acque del lago durante un camposcuola estivo. Ci sono anche degli animatori indagati. Un dolore che non si placa per la famiglia della piccola Maria, morta a 7 anni fra le acque del lago di Revine, così come non si placa la rabbia e voglia di capire cosa sia accaduto e come sia stato possibile perdere di vista la bambina. Vogliamo la verità, chiede il nonno. La verità di quelle agenti che stati testimoni, che hai visto tutto quanto. Una tragedia che ha sconvolto la comunità intera. La Procura di Treviso domani potrebbe già aprire un fascicolo con i nomi delle persone coinvolte. Il reato ipotizzato sarebbe omicidio colposo e omessa vigilanza. Gli indagati dovrebbero essere 6, il condizionale d'obbligo. Sarebbero tutti i componenti dello staff di vigilanza e dell'organizzazione del camp estivo. Si tratta comunque di un'iscrizione che ha per il momento lo scopo di garantire agli indagati la possibilità di partecipare alle operazioni peritali. Intanto martedì all'ospedale di Vittorio Veneto sarà eseguito l'esame autoptico per accertare la causa della morte della piccola, che potrebbe essere per annegamento, anche se non si esclude comunque il malore. Rimane la rabbia dei parenti che raccontano: abbiamo portato Maria e quando siamo tornati non c'era più. Guardate, io non lascio tutto quanto così, perché loro pensavano che 2 donne che possono manovrare, loro non sapevano, perché io mai andato, mia moglie portava bambini o mia figlia portava bambini, io mai si presentato, loro hanno pensato che con 2 possono manovrare, ma ci sono io. Ci sono io, dice sconsolato, una storia drammatica sulla quale bisogna fare piena luce, e il nonno annuncia l'intenzione di far fare una seconda autopsia quando il corpo sarà riportato in Ucraina in vista della sepoltura. Andiamo ora nel Padovano, ad Anguillara Veneta, dove sabato notte c'è stata una festa abusiva in un boschetto lungo le sponde del fiume Adige. Questa festa è stata interrotta dai carabinieri. Andiamo avanti, allora, lo recuperiamo dopo. Andiamo a Jesolo con un ennesimo atto di violenza. Sono stati coinvolti 2 trevigiani e una padovana e c'è anche il video shock dell'aggressione. La scorsa notte stavamo tornando a casa, io e dei miei amici, e siamo stati fermati da un gruppo di slavi che parlavano bene l'italiano, quindi probabilmente da queste parti, e hanno iniziato a importunare noi e la ragazza. Noi li abbiamo ignorati completamente e questi hanno iniziato a seguirci e hanno iniziato a menarci, hanno iniziato a pestare il mio amico e
proprio per divertimento, senza nessun motivo. E ancora sotto shock Marco, racconta quei minuti terribili. Era l'1:30 di notte, stavano tornando a casa assieme ad alcuni amici che avevano terminato il lavoro in una pizzeria. Le vittime sono 2 ragazzi trevigiani di 20 anni ed una giovane coetanea di Padova. Tutto accade in un attimo. Mentre stanno camminando incrociano un gruppo di uomini stranieri ubriachi in via Olanda a Jesolo. Fanno dei complimenti pesanti alla ragazza. I giovani decidono di tirare dritto e allontanarsi, ma gli aggressori non ci stanno e sotto i fumi dell'alcol inseguono i 3, li circondano, poi iniziano a picchiare con calci e pugni uno di loro. Una persona dall'alto riprende quegli istanti. Gli altri 2 tentano di fuggire, sono momenti concitati dove l'unico sentimento è la paura. Gli aggressori fra l'altro danneggiano anche la bicicletta di uno di loro, poi il giovane aggredito riesce a divincolarsi e fuggire, ma sul volto ha i segni delle botte. Si reca in ospedale dove gli vengono riscontrati traumi guaribili in una decina di giorni. Sul posto arriva una pattuglia dei carabinieri che raccoglie la testimonianza dei ragazzi. Gli stranieri intanto si sono dati alla fuga. Nelle prossime ore i giovani presenteranno una formale denuncia. Vogliamo che vengano identificati, devono pagare, dicono. Il sindaco di Jesolo, Christopher De Zotti, appresa la notizia, dice: questi fatti non vengono tollerati. Intanto da domani arriveranno nella cittadina balneare 15 carabinieri in più e 10 finanzieri. Jesolo è una delle cittadine più popolate in questo periodo, soprattutto da giovani, ci spiega il primo cittadino, e non vogliamo far passare il messaggio che Jesolo non sia sicura. Il territorio viene presidiato di giorno e di notte. Dopo la denuncia delle vittime, i carabinieri cercheranno di identificare gli aggressori. E dunque torniamo, ci proviamo, c'è stato un problema tecnico ad Anguillara Veneta per questa festa abusiva di sabato notte lungo l'Adige, festa bloccata dai carabinieri. In 50 in riva all'Adige, ad Anguillara Veneta, in provincia di Padova. Una festa abusiva, come spesso succede nei mesi estivi, è stata interrotta sabato notte dai carabinieri allertati dai residenti. Una trentina di giovani, tra i 20 e i 30 anni, sono stati segnalati per disturbo alla quiete pubblica. A muoversi per allertare le forze dell'ordine anche gli amministratori locali di Anguillara, sindaco e vice sindaco, che nella notte di sabato hanno controllato che dopo l'intervento dei carabinieri filasse tutto liscio. Alcune pattuglie della compagnia di Abano Terme hanno bloccato le vie di accesso al boschetto, impedendo così che altri giovani potessero unirsi al rave. Poiché non c'erano situazioni di potenziale pericolo, i militari sono rimasti sull'argine fino all'alba, identificando i giovani che nel frattempo lasciavano la festa. Un incidente in montagna per un padovano, un ciclista in sella alla sua bici elettrica è volato fuori strada ed è rimasto ferito. Un padovano di 66 anni è ricoverato all'ospedale di Treviso nel reparto di neurochirurgia, ma per fortuna non in pericolo di vita. L'uomo è caduto in bici ed è finito in mezzo al bosco. Stava scendendo da Passo Giau verso Colle Santa Lucia con 2 amici in sella alla bici elettrica quando ha perso il controllo ed è andato fuori strada nel bosco, finendo la sua corsa una quarantina di metri sotto il sentiero. Gli amici, non vedendolo arrivare, sono tornati indietro e l'hanno trovato ferito. Allertato il soccorso alpino, l'uomo è stato raggiunto dal personale medico dell'elicottero del SUEM 118 che lo ha caricato sulla barella e calato su una strada nelle vicinanze. Dall'ospedale di Belluno il 66enne è stato poi trasferito a Treviso per un colpo alla colonna vertebrale. Il gestore del rifugio Cesare Battisti ha lanciato l'allarme, ha permesso il soccorso di un escursionista in difficoltà. I volontari erano già stati mobilitati anche per un altro intervento. Vediamo. È stato necessario l'intervento del soccorso alpino per salvare domenica 2 escursionisti in panne rimasti bloccati in 2 distinte località. A Recoaro Terme, un 24enne di Cologna Veneta, stremato dalla fatica nell'affrontare la ferrata del Vaio Scuro sul fumante del gruppo del Carega, non è più stato in grado di superare un difficile passaggio del percorso. È stato quindi necessario l'intervento di una squadra di volontari da Giazza per calarlo dal terrazzino di roccia dove si era fermato E abbiamo dei problemi tecnici evidentemente di cui ci scusiamo e speriamo non ci accompagnino fino alle 13:30, ma i nostri tecnici sono già al lavoro per risolverli. Allora vediamo dopo la pubblicità eventualmente di recuperare questo servizio, ma abbiamo ancora tante notizie da raccontare dal nostro territorio. State con noi, a tra poco.
Ancora insieme con Focus TG fino alle 13:30, ma continuiamo con la pagina di cronaca dal nostro territorio. Andiamo nel Trevigiano, dove alla scuola primaria di Volpago del Montello nella notte tra sabato e domenica ci sono stati degli episodi vandalici. Ignoti hanno fatto irruzioni nel cortile rovesciando piante ornamentali sotto il porticato nord, danneggiate le vetrate, manomesso il sistema antincendio, scattati proprio anche l'allarme antincendio e l'antifurto. Sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri, protezione civile, avviate le attività di denuncia. I carabinieri stanno investigando, verificando anche le immagini della videosorveglianza per individuare e punire i responsabili. Ancora nel Trevigiano, ennesima truffa online, si sono finti venditori di auto facendosi accreditare 42.000 euro. 2 giovani sono stati denunciati. Le indagini sono scattate appena la vittima si è resa conto di essere caduta in una trappola. 2 ventenni residenti a Trevignano hanno messo in atto l'ennesima truffa online che ha fruttato loro ben 42.000 euro. I ragazzi si sono spacciati per farsi venditori di autovetture. Una trattativa con la vittima, un 32enne abruzzese, che dopo aver parlato con i 2 truffatori ha pensato di acquistare da loro 4 vetture. In realtà i ventenni, dopo essersi fatti accreditare fraudolentemente la cospicua somma, si sono dileguati. Delle macchine ovviamente nessuna traccia. Immediata la denuncia della vittima ai carabinieri e ieri nel pomeriggio i militari dell'Arma della stazione di Montebelluna hanno denunciato i 2 ventenni. Andiamo invece in centro a Treviso per un altro episodio di cronaca. I carabinieri hanno fermato un 29enne che aveva addosso un taglierino vietato dalla legge. Il giovane è stato controllato nei pressi della stazione ferroviaria. Si tratta di un cittadino marocchino residente a Morgano. Aveva già dei pregiudizi penali ed era destinatario di un foglio di via obbligatorio dal comune di Treviso per 3 anni, un foglio di via che scade il prossimo 30 ottobre. Dunque anche per questo i carabinieri hanno proceduto nei suoi confronti. Torniamo nel Vicentino, a Malo. Un'auto è finita in bilico su una scarpata, conducente illeso. Talmente illeso che non vediamo questo servizio. Allora proviamo in questa giornata di agosto, un po' più complicata tecnicamente, vediamo se parte il servizio successivo con un furto da 50.000 euro in una villetta di Preganziol. I ladri hanno fatto irruzione in una villetta di via Francesco Baracca a Preganziol, probabilmente nella mattinata. Hanno atteso che i proprietari fossero usciti e poi hanno forzato la serratura della porta sul retro. Una volta dentro hanno rovistato dappertutto fino a quando hanno trovato la cassaforte con dentro gioielli e orologi. Secondo i carabinieri all'esterno sarebbe rimasto un complice a controllare che non ci fosse un rientro anticipato a casa della famiglia. Secondo le prime indagini i ladri potrebbero far parte di una banda dell'Est Europa specializzata nell'aprire con flessibili le cassaforti a muro. I malviventi si sono poi allontanati tra i campi che circondano la villa con un bottino di circa 50.000 euro. Immediata la denuncia dei proprietari, le indagini dei carabinieri. Ci scusiamo ancora per i problemi tecnici, diamo una notizia della Questura di Vicenza con il bilancio dei controlli del fine settimana, i controlli straordinari interforze che hanno portato un bilancio di 3 avvisi orali, 4 fogli di via obbligatori e 2 ordini di allontanamento dal territorio nazionale. I provvedimenti sono stati firmati dal questore della provincia di Vicenza Paolo Sartori. Le operazioni di polizia, ci informa la Questura, si sono concentrate nelle aree del capoluogo segnalate dai cittadini come maggiormente a rischio, quindi pattugliamenti mirati in Campo Marzo, nel cosiddetto quadrilatero e nelle zone limitrofe. Nelle ore serali, nelle ore notturne del fine settimana è stato monitorato anche il centro storico di Vicenza, luogo di aggregazione particolarmente frequentato soprattutto nelle giornate e nelle serate di sabato e di domenica.
L'operazione aveva nel mirino ovviamente lo spaccio di stupefacenti, i reati contro il patrimonio, in generale la microcriminalità connessa ai reati di tipo predatorio, e dunque il bilancio è di 2 decreti di allontanamento dall'Italia di 2 cittadini extracomunitari, entro 7 giorni dovranno lasciare il nostro paese, 3 avvisi orali nei confronti di cittadini italiani e stranieri con precedenti penali o di polizia e 4 fogli di via per altrettanti soggetti ritenuti socialmente pericolosi che per di più non hanno alcun legame col territorio nel quale sono stati rintracciati. Per questo sono stati diffidati a lasciare il comune di Vicenza con obbligo di non farvi rientro per un periodo di 3 anni, sperando che poi il decreto, il foglio di via venga rispettato. Ci spostiamo a Bassano per parlare di lotta alle barriere architettoniche, una strada che, come possiamo vedere nel prossimo servizio, è letteralmente ancora molto lunga. Lotta alle barriere architettoniche, il comune di Bassano comunica l'avvio di un intervento lungo il tragitto che unisce la stazione ferroviaria al centro storico. Meglio, l'area compresa tra via Chilesotti, un tratto di Viale delle Fosse sino al semaforo del passaggio pedonale e la prima parte di via Jacopo da Ponte, quella a est. Bene ci verrebbe da dire, anzi non ci siamo proprio. C'è un enorme però legato al tipo di disabilità che hanno preso in considerazione. Il progetto sulla carta è ottimo, ma soltanto per gli ipovedenti. Tutto il resto delle disabilità sono state lasciate indietro. Infatti qui c'è l'unico accesso pedonale al parcheggio Le Piazze, ci sono delle aree verdi in cui ci sono delle scale per l'accesso, ma nel comunicato stampa non si parla assolutamente di togliere le scale per inserire delle rampe accessibili, ma semplicemente di inserire dei parapetti. Quindi ottimo per gli ipovedenti, ma per tutto il resto delle disabilità nulla. Da via Chilesotti ci siamo spostati in Viale delle Fosse e qui l'unica cosa prevista da quello che c'è scritto almeno sul comunicato stampa sono delle strisce applicate sopra l'asfalto già esistente che aiuteranno gli ipovedenti a seguire il percorso. attraversiamo Viale delle Fosse e arriviamo al lato est di via da Ponte. I lavori del comune finiranno qui e poi aspetteremo di sapere il resto del progetto che è stato previsto, perché per ora nessuno lo ha visto. In tutto questo c'è da ricordare che il progetto iniziale, tanto sbandierato dall'amministrazione Pavan, era molto più ampio. 3 anni fa questo progetto, nei primi incontri che avevamo fatto con l'amministrazione per il PEBA, era stato presentato come un percorso dalla stazione al ponte. Dopo 2 anni, a settembre dello scorso anno, in cui l'amministrazione era sparita, ci avevano detto che il progetto era pronto e che entro l'autunno sarebbe stato realizzato il pezzo che andava dalla stazione a Piazza Libertà. Adesso ad agosto praticamente inizieranno i lavori per fare solo il pezzo che va dalla stazione a Via da Ponte, il primo pezzo di Via da Ponte, quindi praticamente l'attraversamento pedonale di Viale delle Fosse. Ma la cifra stanziata è la stessa che c'era stata promessa 3 anni fa, quindi sempre gli stessi 80.000 euro da 3 anni per tutto il progetto. Domenico Riccio sottolinea ancora una volta la lontananza di sindaca e assessori dai reali e concreti problemi della gente, dei bassanesi e della città. L'offerta che era stata fatta all'inizio era stata proprio quella di aiutare l'amministrazione ad evitare progetti che fossero belli solo sulla carta. E invece alla fine l'amministrazione, come al solito, ha deciso di fare di testa loro e poi i risultati sono quelli che sono. A proposito di Viale delle Fosse, che abbiamo visto in questo servizio, sono iniziati oggi, proseguiranno per alcuni giorni i lavori di sistemazione degli scoli laterali dell'acqua piovana. C'è già un restringimento di carreggiata che già dalle prime ore di oggi, pur essendo in periodo di agosto e quindi di ferie, ha causato alcune code sia lungo Viale delle Fosse per chi arriva da nord, dal caffè Italia, sia per chi arriva da Viale Venezia. Restiamo a Bassano perché in corso in questi minuti, ne daremo conto poi ampiamente nel telegiornale di Bassano di questa sera delle 18:50, un sit-in dei lavoratori delle case di riposo Isaac di Bassano, a cui sostanzialmente è stato decurtato lo stipendio. Abbiamo sentito già nei giorni scorsi le voci di alcuni sindacalisti, ne stiamo raccogliendo proprio in questi minuti altre appunto che vi proporremo questa sera, ma sentiamo le motivazioni dei sindacati. CGIL, CISL e UIL appunto che uniti portano avanti la battaglia per tutelare i diritti dei lavoratori.
Stanno lavorando in maniera compatta le categorie sindacali per tutelare i lavoratori delle case di riposo ISAC di Bassano. Anche CGIL e UIL si schierano in maniera unitaria per difendere i diritti di medici, infermieri, OSS che soprattutto in questi ultimi 2 anni hanno lavorato ore e straore a ranghi ridotti per volontà di chi dirige le strutture. È stata sbagliata la scelta iniziale, quella di aver voluto andare a ridurre gli organici di servizio. Questo ha comportato e comporta ogni anno il problema di dare anche solamente di riconoscere le ferie estive al personale e poi la difficoltà di riconoscere anche le più elementari forme di diritto che sono dei lavoratori, quello è un permesso. Ci sono delle scelte che sono, definirei, irrazionali, come quelle di spostare personale da una sede all'altra, tra la sede di Villa Serena e la sede dello Sturm, scelte che non condividiamo, di cui non capiamo neanche l'esigenza, perlomeno a livello organizzativo. A questo poi aggiungiamo anche comportamenti da parte della direzione che sono assolutamente deplorevoli. Personale che viene rimproverato, ma è un eufemismo, durante il servizio, quindi viene ripreso anche ad alta voce durante l'esecuzione del servizio, anche per motivi banali e futili. Un clima del terrore già segnalato in passato. Il richiamo che vogliamo fare in questo momento è un richiamo alla ragionevolezza. Si ritorni al dialogo, si ritorni a considerare questi dipendenti, questi lavoratori che si sono sacrificati in modo particolare negli ultimi 2 anni, che stanno dando il meglio di se stessi, lo hanno fatto negli ultimi 2 anni, lo stanno facendo tuttora e non meritano assolutamente un trattamento di questo tipo. Restiamo a Bassano per un'altra questione che ci sta, come sapete, particolarmente a cuore, ovvero i disservizi nell'ULSS 7 Pedemontana. In particolare stiamo approfondendo in questi giorni la vicenda del cosiddetto neurologo telefonico, cioè un neurologo che è disponibile solo al telefono e non in presenza. Su questa questione interviene il vicepresidente del Consiglio regionale Veneto Nicola Finco, che lancia una sua proposta. Bisogna anche cercare di invogliare quei pochi neurologi che oggi ci sono a venire all'interno dei nostri ospedali. Già, siamo al punto che bisogna invogliare i neurologi ad andare a lavorare all'ULSS 7 Pedemontana. Altrimenti si rischia che quel che è già successo, ovvero situazioni tipo il neurologo telefonico varato dal direttore sanitario Antonio Di Caprio, diventino per così dire endemiche. Giusto per riassumere la faccenda, succede quotidianamente che a causa della carenza di medici al San Bassiano e a Sant'Orso si debba far riferimento da questi ospedali ai nosocomi di Vicenza e Arzignano per un consulto telefonico con un neurologo. Una situazione che ha creato sconcerto tanto fra i cittadini quanto nella politica. E il vicepresidente del Consiglio regionale ricorda anche che ricordiamoci che, penso ad esempio alla neurologia del San Bassiano, è una neurologia di altissima qualità con veramente bravi professionisti e quindi sicuramente potrebbe essere anche un motivo di crescita soprattutto per i giovani che intendono di avvicinarsi a questa importante disciplina. Ecco le proposte attuabili immediatamente. Ci si può anche aiutare tra ULSS, no? Quindi penso che l'ULSS 7, attraverso anche un accordo con l'ULSS 8 piuttosto che altre ULSS del nostro territorio, potrebbe chiedere per un periodo di 2, 3, 6 mesi fino a quando non verranno banditi i concorsi di avere in prestito altri neurologi in modo da poter garantire il servizio su questo territorio. Oltre a questo, magari pensare ad accorpare il servizio, vista la situazione, in uno dei 2 ospedali. Sì, oggi noi abbiamo 2 neurologie, sono entrambi zoppe perché non hanno il personale per coprire i turni. Allora, che senso ha tenere 2 reparti dove nessuno di 2 riesce a garantire il servizio H24? Tanto vale per un periodo, ripeto, fino a quando non verranno banditi i concorsi, di mettere assieme i 2 reparti in modo che i medici possano costituire un'unica unità operativa, però all'interno di un territorio vasto come il nostro avere una presenza costante H24 della neurologia senza dover andare ad Arzignano piuttosto che a Vicenza. Proposte chiare e precise che arrivano da chi conosce bene le dinamiche e i problemi della sanità pedemontana. Proposte che attendono una risposta immediata da parte di chi governa la regione e di chi gestisce la sanità del Veneto. In ogni caso, i nostri microfoni sono sempre aperti per tutti. Di sanità parleremo ancora subito dopo la pubblicità perché ci sono stati altri casi di West Nile virus. A tra poco.
Mezzogiorno e 28 minuti ancora insieme per un'ora fino alle 13.30 con Focus TG per parlare di cronaca, di notizie dal nostro territorio. Dicevamo di sanità e salute e malattie, non bastasse il coronavirus, è tornato anche il West Nile virus, il virus dell'ovest del Nilo che viene portato e diffuso dalla zanzara comune. I casi si stanno moltiplicando, la maggior parte in Veneto sono concentrati nel Padovano, molti casi sospetti nel Trevigiano, la conta aumenta anche in provincia di Venezia, siamo arrivati a 6, a Camponogara un 65enne è stato ricoverato. Nuovo caso di West Nile nel veneziano, la malattia trasmessa dalla puntura di zanzara di provenienza africana. Questa volta ha colpito un 65enne di Camponogara, ricoverato ora all'ospedale di Milano a causa del virus che gli ha provocato l'encefalite. Al momento le condizioni dell'uomo stanno migliorando, nonostante fossero parse da subito gravi. Infatti da alcuni giorni il 65enne provava senso di spossatezza, confusione mentale, febbre e mal di testa che lo hanno spinto a recarsi in ospedale. Da prima è stato condotto al reparto di rianimazione ed è stato intubato. I sanitari inoltre hanno proceduto ad una sedazione controllata per tenere sotto controllo la malattia. Molto preoccupati i familiari e conoscenti, anche perché gli accessi agli ospedali sono sottoposti a rigidi protocolli. È il 6º caso quindi nel veneziano, la malattia sembra colpire maggiormente gli anziani, sebbene siano molti casi che interessano anche i giovani. Pertanto i sanitari raccomandano attenzione in quanto la malattia può presentare sintomi gravi. Un po' faticoso ma spero comprensibile, continuano questi problemi tecnici di cui ci scusiamo, sappiamo che i nostri tecnici sono al lavoro, anzi ringraziamo anche tutto il comparto tecnico di Media Nord-Est che lavora dietro le telecamere, sono quelli che non vedete e che poi vi permettono appunto di vedere tutti i nostri programmi e di risolvere i problemi quando, come in questo caso questa mattina, si presentano. Andiamo in centro a Padova perché un nostro telespettatore ci ha segnalato un malcostume, così lo ha definito, quello dei negozi in centro città con porte aperte e aria condizionata in funzione. Dunque la questione è stata girata al presidente di Confesercenti, Nicola Rossi. Sentiamo cosa ci ha risposto. Nicola Rossi, ci è arrivata una segnalazione da parte di un telespettatore che camminando per le vie centrali di Padova ha notato questa cosa. Negozi con aria condizionata molto alta, visto il grande caldo, ma con le porte aperte. E ci ha fatto notare questo, ha detto parlatene con l'associazione di categoria che facciano qualcosa, che intervengano, perché è evidentemente uno spreco. Assolutamente, tenere l'aria condizionata a palla e poi le porte aperte è sicuramente uno spreco. E diciamo che questo tipo di situazione non tocca proprio i nostri associati, perché le piccole imprese, i piccoli negozianti, guardano ormai l'euro, la situazione è veramente drammatica da un punto di vista economico. I costi energetici sono veramente pesanti per le piccole attività, per cui tenere climatizzatori a go-go e porte aperte nel caso dei nostri un po' osè. Voi come associazione di categoria ne avete discusso con i vostri associati? Ma sì, ne abbiamo discusso, ma non serve neanche discuterne, perché non c'è il discutere, non è possibile. Quando si pagano bollette di migliaia di euro di energia, questo ti impone di evitare certe situazioni non economiche.
L'altro tema dell'estate, oltre ai costi dell'energia, è, come sapete, quello della siccità. Normalmente sono le montagne che danno acqua alle valli e alla pianura. In questo caso è l'acqua che dalla valle e dalla pianura risale in montagna. In che modo però? Con il lavoro di tanti volontari. Abbiamo seguito il viaggio di un'autobotte, uno dei tanti viaggi quotidiani sulle pendici del Monte Grappa. La siccità mette in difficoltà moltissime parti del nostro territorio. Qui siamo in località Puppolo, sulle pendici del Grappa, dove c'è un ristorante nella zona di lancio dei parapendi. Sono arrivati con un mezzo i volontari dell'AVAB di Pieve del Grappa a portare circa 110 ettolitri ad uso del ristorante che qui esercita la sua attività. L'acqua basta per 10-15 giorni a seconda poi delle affluenze della clientela, ma il viaggio di quest'acqua, che dura da mesi, parte dalla pianura, dalla idrante dell'ATS in località Semonzo. Servono una decina di minuti per il riempimento di ogni autobotte, una ventina di minuti di viaggio, ma si può superare anche l'ora per le località più impervie e meno raggiungibili, e più di un quarto d'ora per il pompaggio e il riempimento delle vasche. Quest'anno è un anno molto particolare perché dal 1 gennaio adesso siamo intorno ai 130 viaggi di trasporto acqua. Di solito il nostro territorio, il momento critico è di luglio e agosto. Quest'anno con la siccità, l'unica cosa che siamo ancora abbastanza robusti è che gli acquedotti riescono ancora a resistere per la cittadinanza qua sotto bassa. In quota invece servono i viaggi dei camion con le cisterne in acciaio inox, un tempo usate per la raccolta del latte. È già dallo scorso inverno che i volontari di Pieve e i colleghi di Valdobbiadene portano l'acqua da valle a monte per compensare l'assenza di piogge significative e in grado di garantire anche un minimo di autonomia. I viaggi in che orario si fanno della giornata? Dall'1:30 alle 7, dalle 7 a mezzanotte l'1. Ai volontari pensionati tocca il turno diurno, a chi invece lavora altrove quello serale e notturno. La speranza di tutti è che il cielo perda per un po' il suo colore azzurro e torni a bagnare terra, uomini e animali. Troppo poca evidentemente l'acqua degli acquazzoni, dei brevi temporali di venerdì, e poche nubi ci sono all'orizzonte anche nelle previsioni del tempo. Siccità e costi dell'energia, un binomio che mette in difficoltà, come sapete, il settore agricolo, il settore degli allevamenti. In questo caso parliamo di avicoltura, quindi di galline soprattutto, e anche loro sono sempre più in difficoltà, loro e gli imprenditori. Non piove e non c'è più acqua, un'emergenza, quella della siccità, che non conosce bandiera, confini, ma soprattutto, al momento, soluzioni. Siamo parecchio preoccupati, in primis un po' per la siccità, perché comunque noi, avendo un pozzo artesiano dove prendiamo l'acqua, è monitorato costantemente, e ci siamo accorti che in 5-6 anni è calato di 3 metri. Di che volumi di acqua avete bisogno ogni giorno? E noi all'incirca usiamo più o meno sui 300 quintali di acqua al giorno, che vanno a comprendere l'abbeveragio degli animali e il raffrescamento pad cooling, che usiamo solo d'estate ovviamente per tenere la temperatura in capannone bassa, perché sono ad aria forzata. E come fate in questo momento a poter prevedere così tanta acqua ogni giorno con questa siccità? Diciamo che l'acqua serve, perché come noi, se non beviamo acqua, gli animali muoiono, e per adesso diciamo che la falda è ancora ad un buon livello, anche se sta calando velocemente. Siamo preoccupati, però tuttora gliela stiamo garantendo, insomma, ecco. Per il momento? Per il momento, in futuro speriamo, ma se finisce l'acqua in falda è un problema anche per tutti noi, perché la prendiamo anche noi da lì per bere, perciò speriamo di no. Ma non è solo la mancanza di acqua a minacciare la chiusura di tante aziende del territorio. Oggi spina nel fianco per le realtà imprenditoriali, e non solo, è il costo alle stelle dell'energia elettrica. Il maggior costo ce l'abbiamo nell'energia elettrica,
che anche quella è praticamente raddoppiata, perciò siamo tutti sulle attenti. Per noi c'è stato un aumento veramente esponenziale, perché c'è stato un aumento del 129%, siamo passati dai 17 centesimi più IVA ai 50 centesimi più IVA, perciò le bollette sono aumentate tantissimo. In un'azienda così fa la differenza? Beh, è chiaro, è uno dei costi principali nella nostra azienda, l'energia elettrica. Il costo del vostro prodotto immagino sia rimasto lo stesso, comunque abbia avuto una variazione minima? Sì, esatto, diciamo che una minima variazione ce l'ha avuta, però non va mai a compensare tutti gli aumenti che ci sono stati, e perciò sì, per adesso riusciamo ancora a far tornare i conti, però ogni giorno bisogna vivere giorno per giorno, perché non si possono fare previsioni né di investimenti né di niente, perché non si sa dove si andrà a parare, diciamo. Non ci sono più le estati di una volta e mai si sarebbe pensato che il 1° agosto dovesse iniziare la vendemmia, invece quello che ci comunica Coldiretti parte con almeno 7 giorni di anticipo rispetto all'anno scorso la vendemmia 2022. In Italia la causa ovviamente la siccità, il caldo che hanno tagliato la produzione del 10% a livello nazionale. Vigneti messi a dura prova anche da notti molto afose, temperature minime molto alte che non hanno permesso ai grappoli di respirare un po' con lo sbalzo termico. Questa è l'analisi di Coldiretti in occasione dell'avvio della vendemmia in Italia, proprio con il distacco del primo grappolo che è avvenuto in zona della Franciacorta bresciana in Lombardia. La produzione italiana stima un calo del 10% per un quantitativo intorno ai 45 milioni e mezzo di ettolitri. Molto dipenderà anche dalle temperature dei prossimi giorni che influiscono sulla maturazione e l'assenza di eventuali nubifragi e grandinate che hanno sempre un impatto molto forte in un periodo, quando inizia la vendemmia, ancora più delicato. Si attende comunque un'annata di buona, ottima qualità, dice Coldiretti, anche se l'andamento della raccolta sarà influenzato molto da come andrà il mese di agosto e da quello di settembre, per confermare le previsioni anche sul piano quantitativo. La raccolta parte tradizionalmente con le uve da spumanti Pinot e Chardonnay, in un percorso che prosegue a settembre-ottobre con la glera per il prosecco, le grandi uve rosse autoctone, quindi Sangiovese, Montepulciano, Nebbiolo e quindi Emilia-Romagna, Toscana e Piemonte, mentre si arriva anche a novembre con l'Aglianico e il Nerello, quindi siamo nel sud Italia. Con questo facciamo un'altra breve pausa, tra poco ripartiamo parlando di anziani. Fino alle 13.30 Focus TG su Rete Veneta. Abbiamo parlato in questa giornata, ma ormai da settimane, da mesi, di emergenza siccità, emergenza caldo, emergenza virus. C'è un'emergenza invece che purtroppo è molto più datata, ecco, diciamo così, e parliamo dell'emergenza anziani, in particolare quelli che vivono soli e spesso non per scelta. Lo sportello contro la solitudine a Vicenza nel mese di luglio ha raccolto ben 95 chiamate in 31 giorni, contando anche le domeniche. L'assessore Tosetto conferma che questo numero è in lieve aumento rispetto al 2021. Il caldo, la solitudine, le fragilità acuite nei mesi estivi per le persone anziane e senza una rete familiare di sostegno. Il servizio telefonico di ascolto del Comune di Vicenza per i residenti in città, già attivo e punto di riferimento durante la pandemia, continua l'attività di supporto e aiuto ai cittadini per contrastare la solitudine. A giugno ha registrato 83 chiamate e a luglio 95, numeri in lieve aumento rispetto allo scorso anno. È uno sportello telefonico rivolto a tutte quelle persone sole, quelle persone che sono prive di rete familiare o prive di amicizie e che possono dargli una mano. È uno sportello che ci permette di istituire magari anche dei servizi, e pensiamo con questo caldo magari anche alle difficoltà a farsi da mangiare per un anziano, quindi l'attivazione dei pasti a domicilio, l'aiuto nel andare a fare la spesa, l'aiuto anche semplicemente ad andare in farmacia a comprare delle medicine, o anche semplicemente quello di dare indicazioni rispetto a quelli che sono i nostri centri di aggregazione sociale per anziani, dove sono ricchi di attività ma c'è l'aria condizionata. Tra
Tra le richieste più frequenti, quelle relative ai bonus erogati per le famiglie, ai buoni spesa, richieste di assistenza domiciliare e segnalazioni di varia natura per difficoltà economiche o semplicemente per far fronte alla solitudine. Andiamo ora a Venezia, una notizia importante ma che forse a qualcuno, sicuramente ai non veneziani magari, è sfuggita, perché Venezia e le isole della laguna saranno tutelate dal punto di vista legislativo ed economico anche dalla Costituzione. Praticamente, diciamo così, per semplificare, è stato riconosciuto nella Costituzione della Repubblica Italiana che Venezia è un'isola. Banale, direte voi, non era così, cioè non era scritto, perché il Parlamento ha portato a termine una riforma che riconosce appunto la specialità delle isole veneziane. L'annuncio è del senatore veneziano Andrea Ferrazzi, secondo il quale le ricadute positive saranno a 360 gradi. La specialità di Venezia e delle isole della sua laguna è ora riconosciuta e tutelata dalla Costituzione italiana. Con la quarta e ultima votazione favorevole alla Camera dei Deputati, secondo l'iter previsto per le leggi costituzionali, la riforma dell'articolo 119 entrerà definitivamente in vigore tra 3 mesi con la seguente previsione. La Repubblica riconosce le peculiarità delle isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità. Le conseguenze di questa frase sono a 360 gradi perché significa che d'ora in poi verranno sanate il più possibile tutte le penalizzazioni che possono verificarsi quando si vive e si lavora in un'isola. Potremmo avere delle norme ad hoc per l'isola di Venezia e per le isole minori a livello nazionale che consentono per esempio le deroghe sul numero delle classi per le scuole, delle deroghe per esempio per i trasporti, dei finanziamenti ad hoc dall'Europa e anche dallo Stato per i trasporti, per la sanità, ma anche per esempio gli aiuti e le incentivazioni che sono state date alle aziende veneziane e anche del Polesine in questo caso, sono aiuti che possono uscire dalle discriminanti europee che bloccano questi aiuti in quanto anticoncorrenza, insomma un ventaglio di possibilità normative di finanziamento straordinarie. Partita da un'iniziativa popolare, la legge si è estesa durante il suo percorso dalle 2 maggiori isole italiane, Sardegna e Sicilia, anche a quelle più piccole. Il senatore Ferrazzi era già stato tra i promotori di un'altra modifica costituzionale portata a termine nel corso di questa legislatura, introducendo la tutela dell'ambiente e delle future generazioni nei principi fondamentali della Costituzione. Ora una nuova riforma che coinvolge direttamente Venezia e le sue isole. Non è una legge speciale su Venezia, addirittura qualcosa di più, è una legge costituzionale che riconosce la peculiarità, che riconosce che il fatto che vivere nelle isole, tra cui Venezia, vuol dire vivere in una condizione di fatica, di disagio, di aggiunta di costi per la mobilità, per i trasporti, per le scuole, per la sanità, per il lavoro. E dunque la Repubblica, attraverso questa riforma della Costituzione che abbiamo voluto, riconosce questo e interviene a livello normativo e finanziario per far superare questa difficoltà e promuovere le comunità locali. Restiamo in laguna. A fine mese, a fine agosto, ci sarà la mostra internazionale del cinema al Lido di Venezia. Ebbene, proprio un edificio storico del Lido, stile anni 30, che fu la prima sede del Casino, torna a rivivere grazie a importanti investimenti che gli daranno una nuova funzione congressuale per eventi, oltre proprio al periodo della Biennale della mostra del cinema. Il cantiere è in dirittura di arrivo. Con 15 milioni di euro rinasce a nuova vita come centro per eventi, congressi e per la mostra del cinema l'edificio vincolato dell'ex Casino in Lungomare Marconi al Lido di Venezia. Il cantiere è ormai in dirittura d'arrivo. I lavori sono ultimati per il 95%. Gli interventi sono ad un avanzato stato di completamento, potremmo dire quasi al 95% delle opere previste. Hanno riguardato prevalentemente interventi all'interno e quindi non visibili esternamente. Interventi importanti a livello architettonico, impiantistico e strutturale. In particolare sono state realizzate tutta una serie di interventi propedeutici all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi, nonché verifiche e prove strutturali dei solai dei grandi saloni. Negli ultimi mesi, grazie appunto ad un ulteriore finanziamento per 2 milioni di euro, sono state avviate tutta una serie di interventi riguardanti le facciate. Il cantiere è all'opera da circa 2 anni. Abbiamo un intervento sul controsoffitto dell'atrio
che è una delle sale principali al primo livello del Casino, che è stato reso possibile attraverso la ricostruzione di questo grande controsoffitto che ospita questo plafone centrale che rende possibile l'illuminazione della stanza. Sarà un restauro completo reso possibile grazie ai fondi dello Stato nel bando delle periferie per 10 milioni di euro e altri 5 milioni del Comune di Venezia, che è proprietario dell'edificio. Questa sala potrà diventare un ristorante per la cittadinanza, non solo per il periodo della Biennale, e abbiamo cercato di ritornare agli antichi casti, quindi ricostruendo le vecchie boiserie, le vecchie pareti a specchio, abbiamo sistemato gli infissi, restaurati quelli che si potevano e sostituiti sul modello originale in legno quelli non più recuperabili, sempre prendendo spunto da foto storiche e quindi dal progetto originale dell'immobile. Dal Lido di Venezia a Padova per parlare della SIR2, la seconda linea tranviaria, quella che collegherà le zone est e ovest della città. Sono stati definiti i dettagli per la consegna di 26 nuovi vagoni, contratto che dovrebbe essere firmato a fine settembre. Il conto alla rovescia è già iniziato e il 2026, data di completamento dei lavori per poter sfruttare i fondi del PNRR, è dietro l'angolo. Per questo l'incontro di giovedì scorso tra PS Holding e il colosso della mobilità Alstom France è un tassello fondamentale. In questa sede i vertici delle aziende e la presenza del Comune di Padova hanno definito i dettagli legati alla produzione e consegna di 26 nuovi vagoni per il SIR2, la linea che attraverserà la città collegando Rubano a Vigonza. Si tratta di vagoni di seconda generazione che, ha garantito l'azienda, saranno compatibili con la linea SIR1. Abbiamo appunto interloquito con il colosso mondiale della produzione di tram, Alstom, che ci ha garantito tutto quello che era già stato sottoscritto in un contratto preliminare che si chiamava term sheet, firmato l'anno scorso, dove l'azienda si impegnava a riprendere la produzione dei mezzi. In questo incontro sono stati definiti i dettagli, i costi, i tempi di realizzazione e anche i tempi di consegna, quindi noi andiamo avanti. Dopo l'incontro di fine luglio e fine settembre il contratto di produzione dovrebbe essere perfezionato e sottoscritto tra le aziende. Da Padova torniamo a Venezia perché è partito il bando ERP, edilizia residenziale pubblica, per l'assegnazione appunto di alloggi. Nelle graduatorie si terrà conto di chi da tempo è residente in città. Il Comune di Venezia ha dato il via al bando 2022 per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Al momento della domanda, che potrà essere presentata entro il 23 settembre, il bando prevede la possibilità di scegliere a quali dei due sottoambiti territoriali partecipare: Venezia Centro Storico e Isole o Terraferma Veneziana. Sarà un bando appunto online, con possibilità però di essere affiancati anche in presenza per le persone che non possono farlo perché hanno una certa età o non hanno dimestichezza con gli strumenti informatici. Col precedente bando abbiamo assegnato circa 350 case col precedente bando ERP, dopo 2 anni è il caso di rifare la graduatoria e renderla più aggiornata e quindi sarà possibile fare domande fino a metà settembre. Invitiamo tutti quanti a rivolgersi al sito e effettuare la domanda. Come sempre, per poter partecipare è necessario rispettare determinati parametri, a partire da quelli economici. L'ISEE familiare, ad esempio, non deve essere superiore ai 20.755 euro. Un punteggio maggiore sarà assegnato a chi, tra l'altro, deve trasferirsi lasciando il vecchio appartamento per la presenza di barriere architettoniche o per motivi di igiene. Anche quest'anno ci saranno i punteggi cosiddetti a vantaggio veneziani, nel senso che come nel 2019 abbiamo riproposto la possibilità per i veneziani di avere dei punti aggiuntivi. Se uno risiede in città da molti anni ha un punto in più, anzi 8 punti in più rispetto a chi appunto non risiede a Venezia. Questo perché è giusto che le case vengano date per primi ai cittadini che in questi anni hanno pagato le tasse, grazie alle quali abbiamo restaurato questi alloggi. Allora, completiamo questo rimbalzo continuo Venezia-Padova, andando ora nella Città del Santo in collegamento con la nostra Chiara Gaiani insieme a Cristian Roque Allende. Chiara, ti vedo
vicino a Palazzo Moroni, dove è in corso, credo, ancora un incontro importante per parlare di un tema appunto di estrema attualità, che è quello della siccità. Buongiorno Chiara. Sì, buongiorno Mirko e buongiorno ai telespettatori. Come dicevi poc'anzi, il vertice è ancora in corso, è stato convocato il tavolo istituito presso il Comune di Padova proprio per far fronte all'emergenza siccità che tocca anche la città di Padova, una città che vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane è ricca di canali, è ricca anche di una fauna molto numerosa all'interno di questi canali. Tutto questo piccolo ecosistema all'interno della città è stato messo a repentaglio dal dramma che sta vivendo tutta la regione, cioè è quello della siccità. L'acqua in queste ore è in realtà un po' tornata nei canali, i livelli si sono alzati, ma vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane, stanno continuando anche in questi giorni la raccolta di pesci, sia la raccolta di quintali e quintali di pesci purtroppo morti, sia il tentativo di trasferimento da parte della Polizia Provinciale degli esemplari che sono ancora vivi ma ovviamente mancano di ossigeno. Nel frattempo proprio il tavolo ha deciso un'analisi delle acque della città di Padova, i cui risultati sono all'esame proprio in questo momento da parte del Comune con il vice sindaco Michalizzi, ARPAV, ULS e ovviamente anche la provincia di Padova. Quali sono le prime indiscrezioni che emergono? All'interno delle acque della città di Padova è stata confermata la presenza di un elevato numero di batteri, di ammoniaca, di acido solfidrico. Quali siano le quantità ancora noi in questo momento non lo conosciamo, dipende proprio dalla quantità presente, dipendono dalla quantità presente le decisioni che saranno prese dal tavolo. Tra le decisioni che potrebbero essere prese, l'emissione di un'ordinanza da parte del sindaco della città di Padova che potrebbe proprio impedire, vietare l'accesso ai fiumi e ai canali della città. Che cosa significa? Non si potrà scendere negli argini, ovviamente non ci sarà la possibilità di andare in barca e nemmeno di pescare. Questo è davvero una cosa anomala per una città come Padova, che ha un rapporto molto stretto con le sue acque. Ecco, vedremo che cosa accadrà nelle prossime ore. Il vertice, appunto, ti dicevo, è in corso. Appena finisce noi andiamo a chiedere conto al vice sindaco Michalizzi di quanto è stato deciso. Ovviamente se sarete ancora in onda, Mirko, vi richiederemo la linea. Benissimo Chiara, fino alle 13.30 appunto abbiamo questa finestra aperta. Ecco, ti chiedo una precisazione per i non padovani o per i parzialmente padovani, come sono stato io negli anni scorsi. Non è chiara la provenienza di questi inquinanti, o meglio, provo a buttarli un'ipotesi, potrebbero essere scarichi abusivi oppure no? No. Il problema è legato proprio a quello che è accaduto, diciamo, nell'ultimo mese, ovvero la moria importante di pesci che è avvenuta appunto nei canali. La raccolta è stata tutto sommato tempestiva, c'era però già da parte del Comune, e ti parlo già di un paio di settimane fa, anche di 3 settimane fa, il timore che comunque potessero esserci dei problemi di tipo igienico-sanitario. Proprio su questo fronte l'attenzione è sempre stata massima, i prelievi, le campionature sono state fatte in modo urgente la scorsa settimana, torneranno a essere fatte anche in questa settimana, quindi il monitoraggio sarà continuo. I provvedimenti sono tutti provvedimenti ovviamente di tutela della popolazione, e proprio su questo fronte la moria di pesci, questo ecosistema che ho cercato di descriverti, vi abbiamo raccontato davvero in molte occasioni in queste settimane nei nostri telegiornali, che tra l'altro ci hanno anche raccontato negli scorsi giorni gli scienziati, i biologi. Ci vorranno anni perché sia ripristinato. Davvero una perdita che forse noi non riusciamo a capire di quale portata sia in questi giorni in cui la stiamo vivendo, ma che davvero avrà ricadute anche nei prossimi anni sulla città di Padova. Prima di salutarti, un breve aggiornamento. Intravedo un cielo molto azzurro, che non è così frequente per Padova, e anche un po' di ventilazione. Oggi com'è il clima? Sì.
No, è vero. Allora, in questo momento io mi trovo all'ombra, quindi percepisco una temperatura, adesso non so quanti gradi siano, ma sicuramente è amplificata la temperatura, poi io sto vivendo di caldo sto soffrendo tantissimo il caldo in questa stagione. Comunque ti confermo, è tutto sommato gradevole e davvero c'è anche qualche piccola brezza, dai, non si sta male a Padova. Infatti non è consueto, perché la città di Padova il lunedì si muove poco, però adesso magari chiedo al collega un piccolo aiuto, faccio vedere come ci siano dei turisti che si stanno muovendo e siamo a ridosso dell'una, appena battuto proprio l'una all'orologio di Palazzo Moroni, insomma c'è un po' di movimento in città e nei giorni di agosto, visto che oggi è sempre il 1° agosto, non è poi così frequente. Ecco, allora abbiamo un'altra notizia, che l'orologio di Palazzo Moroni è di 1 minuto avanti rispetto a quello di Rete Veneta. Ecco, molto bene. Ecco. Aggiorniamo anche questo. Allora, grazie a Chiara. Devo sincronizzare, adesso avverto Giordani. Perfetto, sincronizziamo tutto. Allora ci aggiorniamo su eventuali novità riguardanti questo incontro e noi appunto alle 13 in punto facciamo l'ultima pausa pubblicitaria. Torniamo in studio con Focus TG su Rete Veneta fino alle 13.30 con un aggiornamento di politica locale. Abbiamo parlato in questi giorni delle assenze, una giustificata, una non giustificata, dei consiglieri di minoranza a Romano Dezzelino, comune che è andato al voto meno di 2 mesi fa, 2 riunioni del Consiglio Comunale, ma appunto che si sono svolte solo con la presenza dei rappresentanti della maggioranza di Simone Bontorin. Ebbene, c'è un altro comune che è quello di Nove che è in difficoltà. Dalle prime informazioni che ci arrivano in queste ore si sono dimessi gli assessori Sebellin e Scarpino, dimissioni che fanno seguito a quelle già comunicate dal vice sindaco Fabris dal ruolo di assessore. Ecco, su questa notizia poi cercheremo ulteriori aggiornamenti per il telegiornale di questa sera, appunto per capire qual è effettivamente la situazione. Sapete che per la decadenza del sindaco serve, come è successo ad esempio a Nervesa della Battaglia pochi giorni fa in provincia di Treviso, serve la dimissione della maggioranza dei consiglieri comunali. In questo caso si parla di dimissioni di assessori, sarebbero 3 appunto, vice sindaco e 2 assessori. Numericamente la situazione è ancora in piedi, però se si dimettono 3 assessori di una giunta credo composta da 5 o al massimo 6 nel comune di Nove, la situazione è chiaramente politicamente molto pesante. Parliamo di emigrati, di emigrazione veneta. C'è stato il Cansiglio Day sulla piana del Cansiglio fra Trevigiano e Bellunese. Il prossimo appuntamento sarà nel mese di ottobre a Verona. Ovviamente sono arrivati tanti accenti stranieri da tutto il mondo tra i partecipanti, anche con un risvolto di Veneto antico. 29esima edizione del Cansiglio Day dedicato agli emigranti che, per decisione formale della Regione, dal 2018 è anche la giornata dei Veneti nel mondo, perché con 3.190.000 emigrati tra il 1866 e il 1990, il Veneto detiene purtroppo il primato della regione con maggiori flussi migratori. Tante le bandiere, soprattutto trevigiane, ma anche provenienti perfino da Canada e Nuova Zelanda. Per il raduno del Trevisani, che poi in realtà questa diventa anche la festa dei Veneti nel mondo, un momento per ritrovarsi insieme, tra l'altro adesso anche dopo la pandemia, quindi un ritorno importante in presenza per condividere, rivivere le esperienze, rivivere le emozioni di questi lunghi viaggi che portano in Cansiglio gente da tutto il mondo, e tutti però con il DNA veneto e trevigiano che negli anni che furono li hanno portati o costretti ad andare ad emigrare in altri paesi. Giornata di festa e di ricordo, con il pensiero a quelli che nei decenni or sono dovettero lasciare le terre in cui erano nati e cresciuti, non per cercare fortuna, ma a volte semplicemente per avere qualcosa da mangiare.
Parliamo anche di Bellunesi nel mondo con questa notizia che è legata appunto all'immigrazione, ma anche ad una tragedia che tra pochi giorni sarà ricordata, il 66esimo anniversario infatti della tragedia di Marcinelle, la giornata del sacrificio del lavoro degli italiani all'estero. L'8 agosto 1956 un incendio scoppiò in uno dei pozzi della miniera di carbone fossile del Bois du Casier in località Marcinelle in Belgio, provocando un disastro che fece 262 vittime provenienti da 12 paesi diversi, 136 di questi, la maggioranza erano appunto italiani. La tragedia col suo dolore permise tuttavia di far luce sulle deplorevoli condizioni di lavoro nelle miniere, contribuendo finalmente all'introduzione delle maschere antigas. Per questo 66esimo anniversario di questa tragedia e per la giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo, la ABM, Associazione Bellunesi nel mondo, organizza una commemorazione davanti al monumento dell'emigrante presso la sua sede in via Cavour numero 3 a Belluno. Sarà consegnata anche una pergamena ai familiari di Giovanni Bortot, parlamentare e sindaco di Ponte nelle Alpi, che nel 1972 fu uno degli autori della modifica della cosiddetta legge sulla silicosi. Questa consegna dunque, come spiega il presidente dell'ABM Oscar De Bona, vuole far meglio comprendere le problematiche mediche relative alla silicosi, tanto che allora, appunto nel 72, fu convocato per un'audizione in Parlamento un medico, il dottor Valentino Del Fabbro. Dunque l'8 agosto alle 18 in via Cavour 3 il ritrovo nella sede dell'ABM con i saluti, i discorsi di ordinanza, la consegna di questa pergamena e l'accensione di un cero al monumento dell'emigrante. L'ufficio scolastico regionale ha autorizzato per il prossimo anno scolastico la formazione di alcune classi in deroga, nonostante i numeri ridotti di allievi per le località isolane di Pellestrina, Sant'Erasmo, Murano e Burano in Laguna di Venezia, una decisione che le famiglie attendevano. Salvaguardata la specificità insulare del centro storico lagunare delle isole dell'estuario a Venezia, accogliendo la richiesta del Comune e dell'assessore alle politiche educative Laura Besio, l'ufficio scolastico regionale del Veneto, diretto da Carmela Palumbo, ha autorizzato per il prossimo anno scolastico, che inizierà a settembre, la formazione per Pellestrina, ma anche per Sant'Erasmo, Murano e Burano, in deroga di alcune prime classi di prima elementare e prima media. Le famiglie possono stare tranquille. Su Pellestrina naturalmente io mi ritengo contenta, soddisfatta e grata anche all'ufficio scolastico, nella persona della dottoressa Palumbo, per non aver mai fatto venire meno il dialogo nel momento in cui come comune ho rappresentato in più occasioni anche l'importanza per l'isola del fattore scuola. Il tema è molto complesso perché la conformazione territoriale, urbana e sociale di Venezia, centro storico e isole, costituiscono una specialità che va assolutamente riconosciuta. A oggi c'è una regolamentazione ben precisa in cui si inseriscono sia le classi, che perciò esistono con un numero minimo e un numero massimo, sia gli organici, che esistono sulla base degli iscritti all'istituto. Soddisfatto anche il delegato alle isole, Alessandro Scarpamarta. Arrivano in questi giorni buone notizie anche per quanto riguarda la scuola elementare Zendrini di Pellestrina e la scuola media Pietro Loredan. Praticamente vengono aggiunte una classe alla prima elementare della scuola Zendrini e una classe aggiuntiva alla prima media della scuola media Pietro Loredan. Un grazie soprattutto ai genitori per il dialogo appunto ottenuto assieme al Comune di Venezia, all'assessore Besio, e grazie soprattutto all'ufficio scolastico regionale. È stata trovata una giusta soluzione. Parliamo ora di PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Sono stati approvati 5 progetti per digitalizzare i servizi cittadini in Comune a Vicenza. L'importo è di 1,5 milioni di euro. 1,5 milioni di euro il finanziamento per i 5 progetti presentati dal Comune di Vicenza e approvati nell'ambito del piano strategico per la transizione digitale.
il che prevede una rivoluzione digitale della pubblica amministrazione al fine di rendere più agili e immediate le procedure di accesso ai servizi. Il Comune di Vicenza si è posto come obiettivo l'ampliamento dei servizi fino ad oggi erogati anche in via tradizionale tramite delle procedure semplificate online digitalizzate. Si va dall'estensione dell'utilizzo della piattaforma nazionale SPID all'adozione delle piattaforme Pago Pubblica Amministrazione e App Io per i servizi del Comune, oltre all'implementazione del sito istituzionale. Procedure online ottimizzate e facilitate per il cittadino è l'obiettivo. Alla fine di questi progetti il cittadino potrà usufruire di servizi che fino ad oggi di cui deve usufruire in maniera tradizionale, quindi venendo allo sportello, pagando con il bancomat, potrà usufruire in maniera più semplificata, più veloce di moltissimi servizi erogati dall'amministrazione comunale. Uno per tutti, ad esempio, la pubblicazione di matrimonio che oggi viene fatta accedendo allo sportello. Al termine di questo progetto potrà essere fatta secondo un'applicazione apposita. Tempi di realizzazione stringenti, dai 9 ai 12 mesi per contrattualizzare il progetto e altre 12 per portarlo a termine. Ricordiamo che il totale del PNRR per l'Italia è di oltre 230 miliardi di euro. La maggior parte poi però dovremo restituirli, i progetti però vanno velocemente approvati e messi in cantiere. Ce n'è uno che riguarda Vicenza come area urbana allargata. Ebbene, l'area urbana Berica si è classificata prima nella graduatoria regionale per quanto riguarda appunto i fondi europei destinati a sociale e ambiente. Anche qui arrivano bei soldi, milioni di euro per realizzare progetti in cui sono protagonisti i cittadini e i quartieri. Vicenza, i suoi quartieri, i suoi cittadini. Servono strade, autobus, ma tutto nel segno della mobilità sostenibile. Servono piste ciclabili, bisogna pensare alle periferie con la rigenerazione urbana e in tempo di crisi è fondamentale anche l'edilizia residenziale e sociale. Ma servono risorse, non bastano le idee che comunque ci sono. Il progetto candidato dall'area urbana di Vicenza, formata dalla città del Palladio con Altavilla, Caldogno, Costabissara, Creazzo, Longare, Quinto Vicentino, Sovizzo e Torri di Quartesolo, ha ottenuto il primo posto nella graduatoria veneta per ricevere i fondi europei di sviluppo regionale del 2021-2027. È stato un grande risultato da parte del Comune di Vicenza e dei comuni che hanno sposato questo ambito urbano, quest'area urbana nuova che si è costituita. Una grande Vicenza che lavorerà sui fondi FESR della Regione Veneto attraverso investimenti su temi importanti come la mobilità sostenibile, come la rigenerazione urbana, il trasporto pubblico locale e l'edilizia sociale e residenziale pubblica. Quindi un lavoro di squadra che ci permetterà di dare risultati ai nostri concittadini lavorando in un'ottica non solo di città capoluogo ma di grande Vicenza. Finanziamenti che in tempi di crisi sono ancora più preziosi, urgenti, non solo per la realizzazione delle opere, ma anche per la tenuta economica. Se ci sono soldi, ci sono cantieri, c'è lavoro, quindi le aziende producono, l'economia si muove, con vantaggi per tutti. Se poi i progetti che vengono finanziati sono anche intelligenti e lungimiranti, allora ci sarà un'utilità non solo per oggi, ma anche in prospettiva. Per questo i comuni dell'area urbana di Vicenza si sono messi insieme, sì, perché l'unione fa la forza. L'unione fa la forza e il risultato che ci ha visto al primo posto della classifica in Veneto lo dimostra, quindi vuol dire che si è lavorato bene con i comuni contermini e i comuni contermini sono quelli più vicini, quelli con cui si sta lavorando una grande Vicenza. Parliamo di lavoro ed economia perché le imprese veronesi nel settore di turismo, commercio e dolci, quindi pensiamo già al prossimo Natale, parlando di Verona, dolci da ricorrenza, cercano 7.000 lavoratori per questo mese di agosto. I dati sono della Camera di Commercio Scaligera che prevede appunto assunzioni prevalentemente a tempo determinato per 7.260 dipendenti nel settore del turismo, del commercio e appunto quello dei dolci da ricorrenza. Sono 1.290 posti in più rispetto all'agosto del 2021.
Poco più di metà delle imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati. A luglio era appena il 40%, quindi ci sono più posti di lavoro a disposizione ma più difficoltà a trovare le persone. La difficoltà, come spiega Paolo Artelio della Giunta della Camera di Commercio di Verona, stima appunto che ci sia questa difficoltà. Si cercano 1060 persone con contratto a tempo determinato, perché proprio in questo mese di agosto iniziano le campagne produttive dei dolci natalizi, pandori e panettoni. 3380 le persone cercate per la produzione di beni o erogazione di servizi. Molto richiesti anche i profili per aree commerciali e di vendita, logistica, progettazione. I profili più richiesti sono quelli senza preparazione scolastica, quindi non serve un titolo di studio specifico o addirittura molto elevato. Nel 43% dei casi infatti non è richiesto alcun titolo di studio, solo nel 9% dei casi si cercano laureati. Dunque nel veronese, almeno per questo mese di agosto, c'è qualche possibilità di lavorare. Dopodomani sarà passato un mese dalla tragedia della Marmolada, un evento che ha provato tutti. Da parte degli operatori bellunesi però di Marmolada SRL si specifica come solo una montagna usufruibile è una montagna viva e sicura, e chiedono a quelli che vengono definiti gli amici trentini, di là del confine che corre proprio sulla cresta, di evitare fughe in avanti in un momento delicato in cui non si possono compiere passi falsi. Il versante veneto della Marmolada è accessibile e sicuro. Così la società Marmolada, che gestisce gli impianti di risalita sul versante bellunese, interviene alla luce dell'ordinanza del comune di Canazei, con cui si amplia l'area in cui vige il divieto di accesso, comprendendo anche la sponda del lago di Fedaia, che si trova in corrispondenza del seracco crollato all'inizio del mese. Tutte e tre le nostre funivie fino a Punta Rocca sono aperte e sicure, e che tutte le attività turistiche dell'area della Marmolada lato bellunese sono aperte, accessibili e sicure. Le decisioni prese dagli enti locali trentini sono sicuramente legittime e comprensibili da parte nostra, soprattutto dopo quanto accaduto il 3 luglio. Però è anche necessario dare una corretta comunicazione nei confronti degli ospiti che intendono venire a visitare la nostra valle. In questo caso la comunicazione corretta è che tutte e tre le funivie sono aperte, sono accessibili, sono sicure e si può vedere il ghiacciaio in totale sicurezza dalle nostre stazioni di Serauta e di Punta Rocca, e che tutti i sentieri e le camminate del lato bellunese della Marmolada sono sicuri, accessibili e percorribili. Non si entra dunque nel merito delle valutazioni, si chiarisce però che la parte bellunese, come la strada di collegamento tra la Val di Fassa e la Gordino attraverso il passo Fedaia, non sono minimamente interessate dai provvedimenti di chiusura e limitazione. Ci sono comunque belle passeggiate anche sul versante bellunese. Ovviamente la Marmolada rimane inaccessibile per ragioni di sicurezza ma anche di opportunità. Sappiamo che proprio nei primi giorni dopo la tragedia, appena finite le ricerche delle vittime, c'è stato un tentativo appunto di cosiddetto turismo dell'orrore che va ampiamente condannato. Parliamo ora di paracadutismo, immersioni, footbike, para beach volley e bicicletta per non vedenti. Con il lancio da 4.000 metri di un disabile, l'ULSS 4 Veneto Orientale ha avviato a Bibbione un progetto di turismo sociale e inclusivo. Oggi c'è stato questo lancio con il paracadute da parte anche di persone con disabilità, per dimostrare che nulla è impossibile, neanche per la disabilità, quando c'è la volontà e le persone che hanno la disponibilità e l'impegno nel migliorare in tema di inclusività e accessibilità il contesto di riferimento. Un volo da 4.000 metri d'altezza per dimostrare che la disabilità non ha ostacoli. All'atterraggio sulla spiaggia di Bibbione, scandito dall'applauso dei turisti di fronte a quello che è il turismo sociale inclusivo del Veneto. È qualcosa di indescrivibile da provare, perché vai contro le tue paure, quindi quando esci dall'aereo senti questa botta di aria fredda che è una botta di vita. È veramente una figata unica.
Le attività appositamente predisposte per persone con disabilità e non vedenti comprendono il subinclusivo, le uscite in tandem, il para-beach volley, la footbike ed ora anche il paracadutismo, con il lancio di una decina di paracadutisti, tra cui anche un disabile in tandem con l'istruttore. Uno spettacolo seguito dalla spiaggia da centinaia di persone. Quando ho fatto l'incidente ho avuto da riprendermi un attimo con la testa, ho toccato il fondo come un po' tutti capita. E dopo ho ripreso un po' a sciare, fare subacquea, andare a vivere da solo. Dopo è stato un mio amico che mi ha detto andiamo a fare un salto dall'aereo. Va bene. Dalla spiaggia di Bibione alle colline del Prosecco, perché proprio in questa zona c'è chi ha avuto il coraggio di anteporre la solidarietà al pur legittimo profitto. Avevamo tolto un vigneto vecchio e abbiamo detto ma perché rimpiantare un nuovo vigneto? C'è la biodiversità di cui si parla molto oggi, ho detto piantiamo grani antichi. C'è chi dice no, e non è solo il titolo di una canzone di Vasco Rossi, ma la scelta di un nome famoso del vino come Giorgio Cecchetto nei confronti del Prosecco. Scelta coraggiosa, contando la mancata resa per Ettaro, ma soprattutto di cuore per l'impegno costante con i ragazzi speciali. E questo bellissimo progetto con l'Associazione Italiana Persone Down, quindi di prendere poi il grano che ne esce, fare della farina, della pasta, loro disegneranno come nella bottiglia di Raboso l'etichetta una ad una e sarà originale, la venderanno e il ricavato sarà per le loro iniziative. Ecco perché la trebbiatura con il Sole di Luglio e perché la mietitura è diventata un rito storico, ma soprattutto una festa. Bella ma calda, e il sudore. Fatica. Fatica. Poi con questo cosa qua facciamo farina, pasta per la pizza, poi tutto. Oltre alla trebbia azionata dal mitico Landini, a mietere il grano un prodigio tutto di marca, con questa BCS che l'ingegno e l'esperienza contadina ha sapientemente modificato. Fatica e impegno di questi ragazzi in una giornata che vuole essere un segnale per tutti. Una giornata così è fondamentale perché comunque è un grandissimo segno di inclusione come l'agricoltura è, quindi di nuovo viene confermata che l'agricoltura è inclusiva e soprattutto mette in luce quelle che sono le abilità e le capacità e le competenze che può avere una persona con la sindrome di Down e che possono essere spendibili anche in un contesto di lavoro come quello del lavoro agricolo. È logico che hanno bisogno di strumenti, di un periodo più lungo di allenamento, però se ci si impegna e se si trova la chiave giusta, anche loro possono veramente dare tanto in ambito lavorativo. Una festa, un impegno, ma anche un messaggio per gli imprenditori del Prosecco. Ma questo è un messaggio che dovrebbero farlo un po' tutti, no? Si prendono veramente questo oro bianco che è il Prosecco e dedicare un po' di terreno a queste iniziative per dare un messaggio che queste terre sanno essere anche solidali. Parliamo ancora di siccità perché è arrivata un'ordinanza urgente che riguarda alcuni comuni dell'Alto Vicentino. La leggo insieme a voi perché è proprio fresca di invio. Fino al 31 agosto, quindi tutto questo mese, i cittadini residenti oppure che hanno attività nei territori di Schio, San Vito di Leguzzano, Tonezza, Malo, Villa Verla, Piovene Rocchette, Montecchio Precalcino, Valli del Pasubio, Tiene, Breganze, Zanè, Fara Vicentino, Chiuppano, Velodastico, Marano Vicentino, Caltrano, Torre Belvicino, Lugo, Arsiero e Posina sono chiamati a rispettare le misure urgenti per il contenimento del consumo di acqua potabile disposte con un'ordinanza dei sindaci. L'ordinanza prevede che l'acqua erogata dall'acquedotto, quindi quella potabile, non venga utilizzata per lavare piazzali e vialetti, salvo una documentata ed evidente situazione che riguarda l'igiene pubblica. Non si possono lavare con l'acqua dell'acquedotto gli autoveicoli, sono esclusi ovviamente gli autolavaggi e nemmeno per alimentare fontane, zampilli e piscine qualora non dotati di sistema di riciclo. Non è tutto. Tra le 7 del mattino e le 22 non si potranno innaffiare giardini e orti, a eccezione dell'uso di eventuali serbatoi per il recupero dell'acqua piovana. Qui ci sono differenze di fasce orarie per alcuni comuni e invitiamo i residenti dei comuni che adesso ripeterò a verificare con il proprio sindaco, con il
il proprio comune. La violazione dei divieti comporta una multa da 25 a 500 euro. Ai cittadini viene chiesto anche di ridurre i consumi domestici ai soli usi potabili e igienici, adottando delle buone pratiche antispreco che sono indicate anche dalla società Viacqua. I sindaci sottolineano in un comunicato congiunto: siamo tutti consapevoli che questa situazione sta mettendo a dura prova la potenzialità di approvvigionamento ed erogazione dell'acqua, in particolar modo alcune ore del giorno quando c'è una richiesta molto elevata. I dati e le informazioni dimostrano uno stato allarmante che deve essere affrontato immediatamente al fine di garantire il fabbisogno primario, evitando quindi ciò che in questo momento può essere considerato superfluo. Quindi risparmiate ancora più di quello che già magari fate. Ripeto, i comuni interessati da questa ordinanza per il contenimento del consumo di acqua fino al 31 agosto sono i comuni di Schio, San Vito di Leguzzano, Tonezza, Malo, Villaverla, Piovene Rocchette, Montecchio Precalcino, Valli del Pasubio, Tiene, Breganze, Zanè, Fara Vicentino, Chiuppano, Velo d'Astico, Marano Vicentino, Caltrano, Torre Belvicino, Lugo Arsiero e Posina. Parliamo di sport. Valstagna ha accolto tra gli applausi Matteo Bianchi e Mattia Pedromo, appena tornati dagli europei giovanili di ciclismo su pista con molte medaglie al collo. È stata presentata anche la nuova squadra del team Campana. Una pioggia di medaglie, 6 per la precisione, 4 d'oro e 2 di bronzo. Questo è il prezioso bottino che i due bolzanini, Matteo Bianchi e Mattia Pedromo, portano a casa dagli europei su pista di Anadia. Ed è così che li accoglie Valstagna e la loro squadra di casa, il team Campana, con un palco a loro dedicato e tantissimi applausi. L'emozione più grande è stata al chilometro da fermo, ero nel parterre, dopo aver fatto il mio tempo avevo 4 corridori ancora dopo di me e si parte in ordine di ranking, quindi gli ultimi sono i più forti ipoteticamente, e quindi vedere scorrere il tempo degli avversari e vedere che sei sotto, che stai andando più veloce è assolutamente una bellissima emozione. E poi il boato della gente, i miei compagni di nazionale, Mattia, è bellissimo. L'emozione più grande è stata la velocità, perché è la specialità che mi piace di più e l'ho sentita veramente tanto, soprattutto per quanto ci ho lavorato e da quanto ci sto dietro. E era tanto che mancava una maglia del genere, una medaglia soprattutto d'oro, penso che siano almeno 30 anni che manca, quindi è stata una grande emozione. Vittorie importantissime queste, che arrivano anche grazie al duro lavoro di squadra di questi anni, come sottolinea un altro campione con qualche anno, ma soprattutto qualche titolo in più. Non dimentichiamo che va allargato anche alla società che li sostiene dal punto di vista economico e che li porta a gareggiare e che li porta a questi livelli. Quindi dobbiamo condividere anche con loro questa grande attività e questo grande risultato. E dunque Moreno Argentin, che abbiamo rivisto con piacere dopo aver seguito le sue vittorie negli anni '80. Chiudiamo parlando di Covid, come facciamo sempre, con un dato nazionale intanto per avere il quadro. Nell'arco di 24 ore in Italia è stabile al 4% la percentuale di terapie intensive occupate da pazienti Covid e tutte le regioni sono sotto il 10%. Mentre cala di un punto, torna al 16% la percentuale di posti nei reparti ordinari occupati per Covid, ma in 14 regioni supera la soglia di allerta che ormai l'abbiamo imparato è del 15%. Non c'è, mi pare, non c'è il Veneto in questa percentuale, in Umbria addirittura siamo al 39%, in Valle d'Aosta al 30%, Calabria 31%, Lazio 15%, Campania e provincia di Trento 16%, poi Marche, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Emilia Romagna, Basilicata, Liguria e Sicilia. La percentuale di posti nei reparti ospedalieri di area medica o non critica cresce in 5 regioni, ma è stabile invece in altre, nelle altre, cala addirittura in 6 regioni. L'occupazione nelle terapie intensive cresce solo in 4 regioni: Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna e Liguria. E allora vediamo anche il bollettino di questa mattina di Azienda Zero. Il
il dato che vi evidenzio subito è questo: 89.351, torniamo sotto 90.000 persone attualmente in isolamento, quindi il dato continua a scendere. Il lunedì, come sapete, il dato dei tamponi, degli esiti positivi dei tamponi è sempre più basso rispetto ai giorni precedenti, 1.465 quelli i positivi intercettati nelle ultime 24 ore, la quota dei deceduti sale a 15.073. Vediamo la situazione dei ricoveri, che rispetto a ieri ma anche al fine settimana è sostanzialmente stabile, 1.086 complessivamente in area medica, 38 invece in terapia intensiva, con piccolissime variazioni, più 2, più 4 per quanto riguarda i ricoverati positivi. 3 vittime appunto nelle ultime 24 ore per il totale che vi ho appena aggiornato. Chiudiamo qui dunque l'edizione di oggi di Focus TG, l'appuntamento come sempre è domani a mezzogiorno qui su Rete Veneta, l'appuntamento questa sera con i nostri telegiornali, TG Bassano alle 18.50 e TG Vicenza alle 19.15. Grazie per l'attenzione, buona giornata.